Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è giovedì 26 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 17:50. La luna si leva alle 5:49 e cala alle 16:07. Oggi la chiesa celebra San Nestore. Il nome Nestore deriva dal greco eunostos e significa felice ritorno. Oggi, 26 febbraio, è la giornata mondiale del pistacchio. Come sappiamo, il pistacchio è il simbolo della città di Bronte, in provincia di Catania, e della sua economia, tanto che, per il suo valore, questo frutto si è guadagnato l'appellativo di oro verde. Il World Pistachio Day è un'occasione per promuovere uno degli alimenti più amati al mondo, fonte di fibre, proteine, vitamine e minerali essenziali. È ricco di antiossidanti e di grassi sani che contribuiscono ad una dieta equilibrata, oltre ad essere in grado di supportare la salute cardiaca, ridurre il rischio di diabete e migliorare la salute degli occhi. Auguri a Fernando Llorente, che compie 41 anni. È stato un grande attaccante spagnolo che ha segnato tanti gol con l'Athletic Bilbao, la Juventus e il Napoli. Ha chiuso la sua carriera all'Eibar dopo aver giocato anche in Spagna e in Inghilterra. La seconda festeggiata di oggi è Ludovica Martino, che spegne 29 candeline. È una giovane attrice italiana che ha debuttato in TV con Che Dio ci aiuti e Tutto può succedere. Ha avuto il suo ruolo più famoso in Scam Italia, dove ha interpretato Eva Brighi. Ha recitato anche al cinema con Il Campione accanto a Stefano Accorsi e ha partecipato anche ad uno spot della team con Piff. Il terzo festeggiato di oggi è Rohan Gotobed, che compie 28 anni. È un attore inglese che ha dato il volto al giovane Sirius Black nel film Harry Potter e i doni della morte, parte 2. Ha fatto anche altre apparizioni in TV e al cinema, ma è rimasto famoso per il suo ruolo nella saga del maghetto. Era il 26 febbraio 1935 quando un fisico scozzese, Robert Watson Watt, mostrò al mondo il suo incredibile apparecchio, il radar. Un sistema che usava le onde radio per localizzare a distanza oggetti come aerei e navi anche nella nebbia. Il radar divenne poi uno strumento indispensabile per la sicurezza dei viaggi in cielo e in mare. Ma c'era un altro genio che aveva intuito del potenziale delle onde radio, Guglielmo Marconi. Purtroppo l'Italia non gli diede fondi per continuare le sue ricerche. I solidi cristallini sono strutture con un ordine regolare e ripetuto in particelle, atomi. I minerali si cristallizzano in natura attraverso processi geologici quali la formazione da una soluzione acquosa che deposita minerali disciolti e specifiche condizioni di calore e pressione. I cristalli possono raggiungere dimensioni enormi. Ad esempio, i cristalli naturali giganti di gesso possono arrivare a pesare fino a 50 tonnellate. Ha 5 milioni di ascoltatori al giorno ed è la terza radio più popolare d'Italia. Sto parlando di Radio Italia, la prima radio privata che trasmette solo musica italiana. Nasce a Milano il 26 febbraio del 1982 per iniziativa del DJ Mario Volanti. La prima canzone ad essere trasmessa fu quella di Pino Daniele. In pochi anni divenne la radio più ascoltata d'Italia, lanciando tanti artisti. Poi, negli anni 90, si diffuse anche all'estero grazie al satellite. Vedere i sorci verdi è un modo di dire che viene da un fatto storico del 1936. In quell'anno una squadra di piloti della regia aeronautica aveva come stemma 3 topi verdi dipinti sui loro aerei trimotori. Questa squadra era molto brava e vinse molte gare e battaglie. Il regime fascista ne fece un simbolo di forza e di minaccia e quindi chi vedeva i sorci verdi si trovava in grossi guai. Oggi infatti si utilizza questa espressione per dire che si ha un problema difficile da superare o che si fa una sorpresa sgradevole a qualcuno. Oggi vi raccontiamo la storia di Harvey Kellogg, già il nome suggerisce qualcosa. È proprio colui che ha inventato i cornflakes. Era un religioso convinto che l'astinenza fosse salutare, per questo creò i cornflakes, un cibo praticamente senza stimoli per sostituire la colazione americana a base di carne e uova. Viveva in castità e adottò 42 figli. Seguiva una dieta vegetariana e rigorosa, senza zuccheri, caffè, alcol o cioccolato. Mangiava solo legumi e frutta, tanto che nel suo sanatorio inventò anche la granola e il burro d'arachidi.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no e grazie a loro se sono quel che sono. Ora con questo non vi auguro di certo una porta chiusa in faccia, ma quello che di buono ogni esperienza ha da offrirci. Appuntamento a domani, vi aspetto sempre qui, seguiteci anche sui nostri canali social. Una buona giornata dalla vostra Jaire.